fatto storico il Natale nel borgo di Calat 2025. Si riaprono i magazzini di Palazzo Agnello, magazzini culturali acquisiti al patrimonio del Comune di Siculiana, che diventeranno da stasera un luogo di incontro, di storia, di cultura, una rievocazione storica che parte dal matrimonio del 1311 di Costanza, Brancaleone e Doria, che stasera riprende vita. Bellissimo, una bella esperienza, molto caratteristico, organizzato nei minimi particolari. Bellissimo, molto caratteristico, molto tipico, in effetti anche le botteghe era un richiamo al periodo del Medioevo. Complimenti. Il Palazzo Agnello fu costruito nel Settecento e questi erano i magazzini dove i baroni tenevano tutte le vettovaglie e i prodotti che venivano dai loro feudi o che c'era intorno al paese. Sono stati praticamente chiusi fino a 2 anni fa e all'interno mantengono quelle caratteristiche di antichità sia strutturale che come rifiniture che erano classiche tra il Settecento e l'Ottocento. Con l'avvento dell'amministrazione comunale tutti i magazzini sono stati ripresi e vengono utilizzati, e oggi è proprio l'inaugurazione, come spazi per attività culturali. Adesso c'è la rievocazione del Medioevo siciliano, in particolare quello siculianese, con la presenza di Costanza e di Brancaleone Doria. È un posto suggestivo, molto bello, si può fare tante cose qui, si presta a moltissime attività. È stata una bella iniziativa, veramente ci voleva per Siculiana. È un'esperienza bellissima, molto piacevole, gradita.